Ciao a tutti, provo a fare un video. ehm, non sono, non sono a Rovigo, sono al Parque de los Molinos, vicino ad un quartiere, vicino al o nel quartiere dove, dove sono a Madrid. Ehm, allora, sono qui perché è il mio primo viaggio, è il mio primo aereo. È stato è stata una decisione così perché ho pensato, se la malattia peggiora, io non ho mai, cioè, non ho mai fatto niente nella mia vita. Cosa ho fatto io? Cosa ho visto? Voglio vedere finché riesco a vedere, e guarda quanto c'è da vedere. Non ho abbastanza occhi per vedere tutto. Allora, penso di non fare tagli, di caricarlo su YouTube così. Com'è, com'è per una persona con delle problematiche di salute fare un viaggio del genere? Allora, per chi non lo sapesse, io ho una malattia genetica rara che mi causa tanti problemi al corpo ed è difficile. Oh, quanta gente qua! Ed è difficile spiegarli tutti. Quindi i principali sono al cuore e agli occhi soprattutto. Quindi allora la gente qua non mi bada proprio, non gliene frega niente. Io posso anche andare in giro in mutande qua, nessuno mi conosce. Che bello, mi piace un sacco sta cosa. Quindi ho detto faccio questa cosa, ma ah sì, per non parlare poi della stanchezza, dei problemi all'equilibrio. Come mi sa che è di qua, eccolo lì, c'ho Simone il bastone sempre dietro con me, perché non si sa mai che mi vengano tipo pressione bassa, tachicardia, problemi. Sono da sola, quindi il bastone mi sorregge e devo imparare ad usarlo. Dove si va di qua? Ci sono delle mattonelle per terra. Allora, non è fattibile per una persona con delle problematiche fare un viaggio simile da sola. Cioè, se io prendevo il treno da sola, andavo fino all'aeroporto o da sola senza l'assistenza in aeroporto, e qui senza conoscere nessuno, no, non sarei nemmeno arrivata all'aeroporto. Io ringrazio i miei amici che sono qui a Madrid, i miei amici che sono in Italia, perché senza delle persone che ti supportano, che ti aiutano, non ce la si può fare. Io non ce l'avrei fatta, non ce la farei. Ma no, è l'uscita, non voglio uscire. I primi giorni qui c'è stata tanta pioggia, tanto freddo, e sono dovuto stare a casa, cioè in appartamento. Ho deciso ma che figata, di stare qui 2 settimane, perché sapevo che ora che mi mettevo a mio agio, che mi abituavo, che dovevo guardare un po' il quartiere. Oh mio Dio, si sente l'eco. Mi servivano dei giorni, sia per stare tranquilla per i fatti miei, sia per abituarmi. E quindi ho deciso di stare qui 2 settimane anche per questo, per prendermela con calma. Bene, ora mi siedo.
com'è qui. Qui il cielo è più azzurro, le nuvole sembrano più vicine, all'ombra fa un freddo boia, al sole è il verano, 40 gradi al sole, cioè non si capisce come ci si deve vestire. Gli odori si sentono tantissimo, tipo se vai in supermercato nel reparto prosciutti c'è proprio l'odore di prosciutto, proprio come un pugno nel naso, no? Anche per strada, la gente, i negozi, tutto ha un profumo, un odore più forte, tutto. È bello qua. Ah sì, come cucinano. Beh, allora io abito in un quartiere dove ci sono anche molti latini, quindi si sa che insomma c'è molto odore di fritto. C'è molto fritto. Ti friggono anche la mamma qui se non stai attento. È tanta roba fritta. E anche se non è fritto ci mettono tanta potente ci mettono tante robe dentro. In Italia diciamo siamo più gourmet, siamo più delicati sia con i profumi che con il cibo. Nessuno parla italiano. Io ogni volta che sono entrata nei negozi, hablas italiano? No. Bien, intendo igual. Perché alla fine io capisco lo spagnolo. Però la curiosità di sapere se un'altra persona parla la tua lingua, no, è bello. È passato l'omino col trattorino. Ho portato via tutti i miei medicinali, chiedendo il foglietto al mio medico di base con tutte l'elenco dei farmaci, però comunque in aeroporto non me l'hanno chiesto. In aeroporto ho chiesto sia per l'andata che per il ritorno l'assistenza, e l'aeroporto di Madrid è una cosa allucinante. E io ho un problema con gli attacchi di rabbia. Ho avuto dei problemi all'aeroporto di Venezia perché mi sembrava strano che magari ti chiedo assistenza e non c'è, quindi devo arrivare non so a che orario, non sono abituata, e quindi se non lo so, mi arrabbio anche quando ragazzi, qua la metro è un problema grande per me, e qua se non usi i mezzi di trasporto te si va, no? No, non ce la puoi fare, e noi che siamo abituati nella mia zona ad usare la macchina per tutto, o andare a piedi dappertutto. Ecco, io se sto nel mio quartiere e vado a piedi dappertutto va anche bene, però se devo girare per la città da sola è un problema. Devono accompagnarmi, oppure proverò nei prossimi giorni a chiamare un taxi, non ne ho idea, però devo provare ad andare in centro da sola. È una sfida per me questa, alla fine è una sfida per vedere fino a che punto posso arrivare, se ce la posso fare, però gli scalini di notte e di giorno, qualsiasi ora, no. C'è stata una parte della metro dove ho trovato un sacco di scalini di sera, con un sacco di gente, e sono abbastanza sclerata, ma mi arrabbio perché non sono in grado di fare certe cose quando fai una vita normale.
anzi una super vita, fai delle cose addirittura che non si potrebbero fare, e nonostante la tua malattia, no? E poi peggiori di salute, non puoi più fare quello che facevi, e io mi incazzo. Io non l'ho ancora buttato giù sto rospo, non riesco al momento, no. So che esistono associazioni che si possono fare dei corsi tipo di no motivazione, però di persone che mi possono aiutare per prendere meglio, vivere meglio con queste problematiche. Che bello. Poi ho trovato un appartamentino e qui gli affitti sono molto molto cari, soprattutto in centro. Io non so come facciano le persone qui a vivere. Minimo devi prendere 3-4 mila euro di stipendio per vivere bene qua, perché no, non so come cazzo facciano. C'era la scelta di prendere una stanza condivisa tipo con altre persone, però ho detto, io che mi ritrovo con questi problemi, no, non posso stare in un posto che non conosco, con delle persone che non conosco la prima volta, no. Ho deciso per un appartamento mio, un piccolo appartamentino, e si sta anche bene. Ho il mio spazio e ho letto ieri sera alcuni commenti su Facebook che non so se la gente riesce a ragionare, oppure se sono io la vera invalida. A sto punto non lo so che cosa per la società, che cosa la società ritiene valido o non valido come persona, perché l'ignoranza è una grande disabilità che fortunatamente si può curare, non è una malattia genetica rara come la mia, e che ne parlo perché appunto è rara, perché io sono ancora viva e non so quanti ragazzini saranno vivi con la mia malattia, la mia età, e magari riusciranno a fare quello che riesco io, ma loro avranno la fortuna almeno di avere una famiglia, dei genitori che gli vogliono bene, che gli stanno vicino. Qui a Madrid ci sono molti bambini che hanno la sindrome di Noonan, e penso nei prossimi giorni di conoscere anche la mamma di uno di questi bambini. Qui c'è Elena, la mia amica, che mi ha aiutata tanto, mi sta aiutando un sacco. Grazie Federico, grazie Leonardo per la pazienza, vi voglio bene, e tutti anche con un solo messaggio che si sono preoccupati e tutto. Guarda che roba. Io lo so che potrei andare in città, ma a me piacciono sti posti qua, che cosa devo fare? Che bello. Mi sono persa. Di qua. Proviamo. E poi penso, oh mio Dio, guarda. Penso anche perché io ho una malattia, no? Perché non parlarne di una malattia rara? Perché non farla conoscere? Perché non
trasformare una cosa negativa in qualcosa di positivo, magari qualcosa che nei social, no? Tipo, o non lo so, ci sono, cioè, fanno dei corsi per insegnare alle persone di elaborare la negatività in qualcosa di positivo, no? Cioè, perché no? Perché no? Cos'è questo rumore? Oh, poi non saprei nemmeno io. Se avete delle domande, comunque ditemele nei commenti. Qui i piccioni sono aggressivi, proprio cattivi. Non hanno paura. Ti volano incontro, ti vengono addosso, fanno quello che vogliono loro. I piccioni spagnoli. Mamma mia, che ridere. Non tornerei più a casa. No, scherzo. Però se potessi starei qua. Ma anche ad esempio ho pensato potevo andare, non so, iniziare col viaggiare in Italia, andare non so a Roma o in Sicilia, al sud Italia. No, io non ho mai, cioè io in Italia sono arrivata fino in Emilia Romagna, in gita a Genova con la scuola, a Venezia 2 volte quando ero piccola, che neanche me le ricordo, 2 volte a Milano. Ma la maggior parte dei viaggi o li ho fatti, cioè così, non per proprio vacanza, stare là, capito? Non so spiegare. Ho trovato l'occasione giusta e con la mia impulsività non volevo perdere l'occasione. Tutto qua. Questo è bambù. Questo è bambù, ragazzi. È bambù. Oh, mi ha portato casa. Cazzo ci fa il bambù qua? È bambù sto qua. Ah sì, eh? Vabbè. Ci sono un sacco di alberi, ma non c'è scritto l'etichetta, la targhetta col nome, quindi non vedo un cazzo. Ecco. Beh, qui c'è la mappa con le indicazioni perché mi sono un po' persa. Wow. Questo. Bene. Quinta de los Molinos. Per me sarà una soddisfazione quando arriverò viva a casa. Per me era già finita quando sono arrivata qui viva. Per me, cioè, sono già contenta così. Adesso devo arrivare a casa viva. Basta. Ciao a tutti.